Bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con protagonisti di Sardegna. Oggi parliamo di carnevale. Idealmente ci trasferiamo a Samugheo, uno dei più bei centri della nostra isola di Sardegna, che ospita un evento a Maimone, giunto alla sua 29esima edizione, e noi ne parliamo con Andrea Macis. Bentrovato Andrea. Buongiorno e buonasera a tutti. Parliamo di carnevale, parliamo di Samugheo, parliamo dei Mamuzzones. Quando si parla del vostro, del carnevale di Samugheo, quali sono i ricordi che ti vengono in mente, quei fili che legano la storia? I ricordi che mi vengono in mente sono tanti, perché io ho iniziato da quando ero ragazzino a vestire la maschera del Sumamuzzone e a partecipare con quelli più grandi di me alle sfilate che si facevano allora, al periodo, in paese. Da lì diciamo che da cosa nasce cosa si è consolidata, diciamo così, l'associazione culturale Mamuzzana di Samugheo e abbiamo portato avanti la sfilata di Amaimone su Garasegare Antico Samughesu. Diciamo che abbiamo proprio consolidato la manifestazione nel lontano 1995, iniziando proprio la prima rassegna regionale a Maimone su Garasegare Antico Samughesu. E da allora diciamo non ci siamo mai fermati, tranne quei 2 anni critici che abbiamo avuto della pandemia, e che adesso siamo arrivati alla 29esima edizione. Levando gli ultimi 2 anni che sto dicendo della pandemia, dovevamo essere il 31esimo, invece questo è il 29esimo, 2027 sarà il 30esimo anno dell'edizione. E i ricordi, ripeto, sono tantissimi, perché sono passate svariate persone, svariate, diciamo così, compagnie di amici dove abbiamo costruito e fatto tanto divertimento e dato tanto sia a chi è venuto a partecipare con noi alle sfilate, sia a chi è venuto a assistere alla sfilata dando dell'ospitalità, facendo sentire le persone a loro agio, diciamo così, stringendo un attimo in amicizia e in comunità con tutti, ecco. Questa era solo un'anteprima, noi facciamo partire la nostra clessidra, mezz'ora di tempo con Andrea Macis, parliamo di Samugheo, parliamo di carnevale, parliamo dei Mamuzzones. Andrea, ma ci aiuti ad entrare nel vivo di questo racconto, non solo la figura dei Mamuzzones. No, non c'è solo la figura di Mamuzzone in Maimone. Maimone è la figura di un paese che si mette in moto da subito, da anno in anno si mette in moto e lavora tutti assieme cercando di portare a portare un miglioramento tutti gli anni, cercando di aggiustare qualcosa e cercando di portare la cultura e la tradizione di Samugheo sempre più avanti, facendola conoscere, facendola visitare, sia a livello di carnevale, sia a livello quando usciamo, portiamo la nostra tradizione fuori. L'associazione culturale è un'associazione composta da oltre 70 persone, dove tutti danno il loro supporto, il loro apporto a quello che è l'organizzazione, a quello che è portare avanti la nostra tradizione. Si cerca sempre di lavorare in stretto contatto anche con le amministrazioni, anche con diciamo così, locali, con chi fa per esempio fa da mangiare, oppure danno da bere, oppure con tutte le attività che abbiamo nel nostro paese, artigiani e non. E quindi è una cosa che ci lega un pochino tutti. Non è solo un discorso di Mamuzzone come maschera, però anche un discorso di tenere il paese unito e cercare di fare qualcosa tutti assieme per il nostro paese. Il successo di questa manifestazione è ovviamente dato da questo sguardo che va oltre, un'associazione che produce cultura, lo fa non solo nel periodo di carnevale, che il suo carnevale lo esporta, quindi lo racconta anche oltre i confini di Samugheo. Sì, noi esportiamo il nostro carnevale, ripeto, portando la nostra cultura fuori. Noi anche quest'anno abbiamo 2 gruppi, uno che viene dal continente, da Tricarico, un altro che viene dalla Slovenia, e questo, si rifà sempre con gli scambi culturali che noi da sempre, da quando abbiamo iniziato la nostra manifestazione a Maimone, abbiamo avuto. E grazie a quello, portando dei gruppi esteri al nostro paese per le nostre tradizioni, le nostre sfilate, abbiamo potuto esportare la nostra cultura e la nostra tradizione nei paesi che ci hanno ospitato, sia al continente che all'estero. Voglio farti subito una domanda del tutto particolare, ma il nostro carnevale, il carnevale di Sardegna, può essere stagionalizzato? In qualche modo ha un senso questo carnevale estivo? Dal mio punto di vista potrebbe avere un senso il carnevale estivo se è fatto
diciamo così, lungo le coste dove ci sono turisti, per dare quell'attimo di cultura a loro che non vanno a fare le ferie all'interno della Sardegna. Però per me il carnevale vero e proprio è a carnevale, quindi durante l'inverno. Tant'è che grazie all'assessorato al turismo sta lavorando già il secondo anno che ci lavora a un calendario dei carnevali e sta facendo un grandissimo lavoro, è un lavoro fatto con i fiocchi proprio, per cercare di portare un turismo, diciamo, al centro della Sardegna anche in periodo invernale, perché la Sardegna, anche se abbiamo le coste e i mari bellissimi, non è solo un mare. La Sardegna è anche interno Sardegna, con tutte le attività che concerne all'interno della Sardegna, con gli artigiani, con i pastori che producono i formaggi, con gli allevatori che producono delle carni e sono delle carni ottime, con tutti agriturismi e locali che danno la possibilità di conoscere la nostra cultura culinaria e danno la possibilità di conoscere i nostri prodotti, vini, formaggi, carni, di tutto. Quindi quello che sta facendo, diciamo così, l'assessorato al turismo è una cosa grandissima, tant'è che noi ne siamo contenti e fieri di essere entrati in quel calendario e di poter attingere ai loro contributi, perché è grazie a loro che riusciamo a fare qualcosa in più. Bene il sostegno da parte della regione, ma i gruppi in qualche modo come vengono certificati, tutelati? C'è un qualcosa che rispetta anche un passaggio storico là dove ovviamente ci sia? Guarda, tu hai detto bene, certificati, l'unica certificazione che si può avere è spalmare la nostra tradizione nel tempo. È inutile dire rifarsi su studi, su controstudi, su controcose. No, non esiste. È come tutti i paesi della Sardegna, ognuno aveva il proprio carnevale e ognuno ne ha fatto uso come meglio ha creduto. Noi abbiamo sempre avuto la tradizione del carnevale, l'abbiamo avuta sempre nel sangue, come tantissimi paesi, e l'abbiamo sempre portata avanti, sempre portata, diciamo così, con il massimo rispetto e la massima occasione. Allora non era come oggi che si fa festa anche per un niente, si fa una festa e si fa una manifestazione. Prima erano le feste, diciamo, comandate quasi quasi, che si aspettavano per poter dare proprio il senso al carnevale, perché il carnevale allora era quello, poter avere una trasformazione per uscire dal quotidiano, poter essere una cosa diversa da quello che si era sempre, divertendosi e facendo festa con tutti. E quella è la certificazione. Poi da cosa nasce cosa, diciamo così, avere proprio un marchio, io sono autentico, io sono, è un po' difficile un po' per tutti, ecco. Ovviamente concordi con me sul fatto che il Carnevale di Sardegna ultimamente sta avendo una forza del tutto particolare, perché chiunque organizzi manifestazioni cerca in qualche modo di coinvolgere le maschere della Sardegna, di qualsiasi paese, se arrivano, perché ormai sono diventate un fenomeno, attraggono turisti, visitatori. Sì, l'attrazione che porta alla maschera è un qualcosa di, diciamo così, abbastanza forte, abbastanza sentito un po' dappertutto, tant'è che adesso si fa uso della maschera anche in periodi, diciamo così, che non è più carnevale, non è più periodo di maschera, diciamo. Vengono portate addirittura a sfilare nelle sagre, oppure magari anche per qualche festa paesana o anche per eventi che potrebbero essere un matrimonio, che potrebbe essere addirittura un battesimo. Quindi diciamo che la maschera adesso è diventata di uso quotidiano, diciamo così. E questo è un bene o un male secondo te? Diciamo che non è proprio un bene, perché una cosa quando è come quando ci sediamo a tavola, a forza di mangiare la stessa pasta, la stessa minestra, come si suol dire, poi ci stanchiamo. Ed è quello che non deve succedere. Stancarci della nostra cultura, della nostra tradizione non deve succedere mai. Però non ne dobbiamo fare neanche un grosso abuso di quello. Bisogna prendere le cose un po' per volta e nel periodo giusto che vanno viste. Allora sì che riusciamo a dare il significato giusto alla cultura e alla tradizione, e riusciamo soprattutto a far sì che le persone si incuriosiscano
e che vengono veramente con l'intenzione di capire perché quella maschera fa un determinato rito, perché in quel periodo un paese come Samugheo si sveglia e fa una manifestazione come la nostra. Un aspetto molto importante riguarda i giovani della nostra Sardegna. Tu sei sicuramente molto severo, attento rispetto a tutto ciò che l'associazione muove, ma quando un bambino arriva da voi, un bambino di Samugheo, vuol far parte della vostra associazione, tu che cosa gli dici? Che cosa gli dico? Per me il dire è molto poco. Quello che gli dimostriamo è che abbiamo veramente, veramente passione e voglia di vedere i bambini come ce li abbiamo noi, che fanno parte di un gruppo, che fanno parte della nostra associazione e che da piccoli si avvicinano alla nostra tradizione, alla nostra cultura. Ed è motivo di orgoglio per quello che la nostra associazione continua e continuerà ad andare avanti, perché se non ci sono i bambini che da piccoli iniziano a fare questo, poi le cose vanno a morire. Invece in questo modo, quando io vedo un bambino che si avvicina, io ne sono felicissimo e gli auguro tutto il bene che possa sfilare sino a compiere i 100 anni, perché è una cosa importantissima per noi E quella. voi i bambini li portate nelle manifestazioni, li coinvolgete in tutto ciò che Certo. fate? C'è da dire questo, noi come associazione abbiamo iniziato da subito a creare un gruppo di bambini in modo tale da potergli, diciamo così, inculcare in qualche modo la tradizione e la cultura della maschera del Sumamuzzone. Tant'è che abbiamo avuto un riscontro bellissimo. Mm, Posso fare solo alcuni nomi di ragazzi che tuttora fanno parte e sono, no, diciamo così, dei pilastri per l'associazione, come un Luciano Mura, un Roberto Mura, un Roberto Distinto che io li ho conosciuti da piccolini, hanno sempre sfilato con me da piccolini e tuttora continuiamo a sfilare assieme e portare avanti assieme la nostra cultura. E spero che ce ne siano tanti altri come loro, che hanno capito, che hanno appreso la nostra cultura e la nostra tradizione qual è e che continuano a lavorare quando noi saremo, diciamo così, parte del pubblico e guarderemo insomma da scendere per il giorno di Maimone e fare la nostra sfilata. A proposito di quella discesa, Andrea, chi apre la sfilata di Amaimone? La sfilata da Maimone viene aperta dal gruppo dei nostri bambini, che parte da un'età intorno ai 4 anni e arriva sino ai 12. La prima apertura che fanno la fanno il giorno di Sant'Antonio, la seconda uscita che fanno i bambini è il giorno di Amaimone e saranno loro i protagonisti che apriranno la 29esima edizione di Amaimone, come tutti gli anni. Quindi grande spazio da parte di questa associazione al futuro delle tradizioni che riguarda ovviamente il paese di Samugheo. Ma io adesso voglio entrare a Samugheo, voglio entrare alla scoperta di questa maschera Mammuzzone. Abbiamo detto che ovviamente c'è anche la figura di Surzu, suo Amadore, ma se dovessi descrivere appunto a un bambino qual è la particolarità? Partiamo da su Mammuzzone, qual è la sua particolarità? Allora, la particolarità del Sumamuzzone, diciamo che è colui che accompagna l'anima sacrificale, che sarebbe Surzu. Però sono queste figure, perché sono 3 figure, su Surzu, su Amadore e su Mamuzzone, che non possono prescindere l'una dall'altra. Su Mamuzzone è colui che accompagna l'anima sacrificale e che, diciamo così, tiene il ritmo e tiene il passo facendo il rumore con i campanacci per tenere gli spiriti cattivi lontani. Ed è colui che praticamente segna il cerchio della vita. Quindi Sumamuzzone ha un'importanza sua, ha un'imponenza sua nel rito perché è uno dei seguaci di Dionisio che, diciamo così, fa sì che questo sacrificio vada compiuto nel modo dovuto. Surzu, essendo l'anima sacrificale, è, diciamo così, colui che è molto più la particolarità di essere colui che va a morire per una nuova rinascita. Ripeto, il ciclo continuo della vita. Quindi sono tutte maschere molto particolari. Si distinguono che Sumamuzzone è composto da una mastrucca in pelle di capra, un copricapo di sughero, rigorosamente di sughero, con delle corna caprine, Su Casiddu. su casiddu, e un grappolo di campanacci, ognuno al singolo mamuzzone
prende quelli che può prendere. Non c'è un peso, non c'è un numero prestabilito. Ognuno quello che riesce a tenere sulla schiena carica. Ma in quanti vi chiedono? Quanto pesano i campanacci che portate? In tantissime persone. Dire il peso così sembra molto spicciolo, no? Perché sembra molto spicciolo. Ci sono quelli che possono avere 15 kg, ci sono quelli che ne possono avere 20, ci sono quelli che ne possono avere 25, c'è anche chi ne ha 35 e qualcosina in più. È sempre un po' così. Però ripeto, quando le cose sono fatte con passione, sono fatte mettendoci proprio l'anima, e al momento che tu levi il vestiario borghese e indossi quelli del Sumamuzzone, è una metamorfosi molto semplice, no? Ti senti già immerso in quello che è la cultura e la tradizione. Ti fa stare meglio, ti fa stare bene e sai che devi dare il massimo per dimostrare la tua cultura e la tua tradizione. Quindi il peso in quel momento non fa più testo. Poco peso, poco la stanchezza, poco il caldo, poco il freddo. Quindi si pensa solo a portare avanti la maschera, a portare avanti la nostra cultura e la nostra tradizione. Hai parlato di cultura e di tradizione. Io credo che dentro ognuno di voi, quando ci si ritrova poi nel vivo del rito, si provi qualcosa proprio dentro, quella cultura che ovviamente è sinonimo di generazioni che magari hanno tralasciato un grande patrimonio di tutto ciò che riguarda la vostra comunità, quindi San Mugheo che ha una forza dal punto di vista delle tradizioni, dal punto di vista della cultura, è quel sangue che ribolle dentro. Beh, certo, ognuno di noi ha qualcosa dentro che lo riporta e lo fa sentire, diciamo così, lo fa tornare indietro con il tempo e lo fa sentire meglio quando indossa quella maschera. Perché il sentirsi orgogliosi di ciò che si fa e di quello che si è, della propria cultura e della propria tradizione, secondo me non c'è nulla e niente che possa darti qualcosa come avere nel sangue la tradizione e la cultura. E i ragazzi, devo dire che tutti coloro che sfilano si vede e lo danno a vedere che fanno parte della nostra cultura, ecco. E penso che questo sia l'aspetto più importante È l'aspetto più importante che non deve mancare. e che non deve mancare assolutamente. Non si può andare a una sfilata tanto per dire anche io ho indossato l'abito o il vestito del Sumamuzzone. No, te lo devi sentire. Te lo devi sentire. È come per uno sportivo che va a giocare a pallone. Se non ti senti di giocare a pallone o se non ti senti di essere in grado di giocare a tennis, non ci vai. Meglio rimanere a casa. Meglio rimanere a casa, se no si rischia solo di fare brutte figure, di essere preso. Voglio chiederti una cosa però. Nell'arco di questo percorso che tu stai attraversando, di cui sei autore, protagonista, anima pulsante, c'è stato un episodio, un qualcosa che ti ha fatto proprio emozionare? Sì. Tanti. E ce ne puoi raccontare uno? Anche perché ad Andrea dovete sapere sempre tutto d'un pezzo, Andrea è la figura di riferimento per tutta l'associazione e voglio entrare proprio nel racconto perché la nostra cultura molte volte ci dà la possibilità di ritrovarci dentro un'emozione, dentro un ricordo. Adesso mi viene in mente Gigi De Ida che attraverso i suoi racconti davvero ha accompagnato tante sfilate ma soprattutto la conoscenza di San Mugheo. Emozioni ce ne sono tantissime, ripeto. È un'emozione anche stare qua e poter parlare della nostra maschera, della nostra tradizione, della nostra cultura e del nostro evento. È un'emozione grandissima anche questa. Poi se si vuol parlare di incontri o di personaggi che hanno fatto parte della nostra associazione, della nostra organizzazione, ce ne sono tantissimi che purtroppo non ci sono più e quindi Però vivono nel ricordo di ognuno di voi. E io penso una cosa, Andrea, che c'è un momento di Amaimone, che è sicuramente un momento che crea una suggestione del tutto particolare nelle migliaia di persone che si assiepiano lì in piazza. Finisce il passaggio di tutti i gruppi ospiti, c'è un momento di silenzio e poi si sente quel suono dei campanacci, di tanti campanacci, di tante persone che fanno parte della vostra associazione, quella discesa
fa venire i brividi e la pelle d'oca a chi l'ha vista, a chi l'ha vista in televisione, chi l'ha raccontata nel corso degli anni. Perché diciamo così, è un'emozione non da poco sia per chi indossa la maschera e per chi ha la grazia e la fortuna di poter sfilare con un gruppo come il nostro, sia però la fortuna anche chi guarda, vedendosi nella penombra, perché ormai la luce è già scarsissima quando scendiamo noi, e sentire il rumore dei campanaci che accompagnano sul su al momento del sacrificio. È un'emozione grandissima perché io da quando sono nei Mamuzzone devo dire che non ho più sfilato per Maimone. Per Maimone purtroppo devo seguire il ruolo di chi segue un pochino tutte le attività e cerca di dare una mano ai ragazzi in modo che tutto vada al meglio. E sinceramente il non poter sfilare Maimone un pochino mi manca. E quando io li sento che scendono sono il primo ad emozionarmi e a sentirmi sempre con un pochino con il fiato in gola, ecco. E penso che sia una cosa bellissima per me e per tutti quelli che sono lì a guardare e a vedere scendere i Mamuzzone da quell'ora, ecco. 29ª edizione di Amaimone, tutto è pronto, tra parentesi, per domani, la grande giornata di domenica, però l'associazione, se me lo confermi, si prepara per questa 30ª edizione. Certo. Purtroppo c'è da dire questo, noi abbiamo l'abitudine di prepararci di anno in anno, però per la prossima, perché sono i 30 anni dell'edizione, sarà un lavoro, diciamo così, più approfondito, più curato e soprattutto cercando di portare qualcosa in più ai 30 anni di Amaimone. C'è da dire questo, non è solo discorso di sfilata, dietro a Maimone c'è tantissimo lavoro svolto dai ragazzi dell'associazione. Potrei parlare di tante cose solo a livello di organizzare la piazza di San Moglio, perché purtroppo capiamo molto bene che la logistica dei nostri paesi non è che abbiamo spazi aperti dove possiamo organizzare e fare, quindi dobbiamo, diciamo così, sviluppare la sfilata lungo il percorso di tutto il nostro paese, dove purtroppo abbiamo pochi punti per poter, diciamo così, costruire il rito, fare il rito, perché gli spazi sono abbastanza ristretti e già da lì la nostra associazione lavora tantissimo, lavora tantissimo per l'accoglienza che facciamo ai gruppi che vengono sia dall'estero che quelli che invitiamo dalla Sardegna, che soprattutto non si possono più chiamare gruppi ma chiamiamo amici, perché sono tutti amici, ci conosciamo l'uno con l'altro e quindi siamo tutti amici. C'è da pensare che per organizzare un pranzo, cena come quelle che facciamo noi, abbiamo disponibilità di una cucina e di un cuoco che per 3 giorni di fila non smette mai né di cucinare né di preparare né di organizzare il tutto per poter soddisfare da mangiare tutte le persone che sono con noi. Quindi Amaimone non è solo il fulcro della sfilata, ma è tutto l'insieme, perché si mette in moto una macchina organizzativa non indifferente. E devo dire che anche il paese di San Moglio risponde molto bene in questo. Il successo di Amaimone sta nella comunità, nella vostra associazione, in quel valore che voi volete portare davvero all'attenzione Noi di grazie tutti. all'amministrazione comunale che ci dà il supporto e ci dà possibilità di aiutarci in tutto quello che è possibile per l'amministrazione, e riusciamo ad organizzare tutto questo. Grazie a chi, ai locali, grazie a chi, i produttori che producono il formaggio, che producono le carni o che producono dei vini e che hanno la passione, la voglia di esporre i loro prodotti organizzandosi e dando l'accoglienza a chi viene dagli altri posti, ha la possibilità di assaggiare, di poter mangiare i prodotti tipici di San Moglio, anche con tutti gli artigiani che abbiamo in San Moglio, sia artigiani del legno, sia gli artigiani del ferro. Addirittura quest'anno abbiamo avuto una proposta che abbiamo accettato molto volentieri, essendo un paese attraversato da un fiume abbastanza ampio. A un periodo molto prima c'erano i mulini ad acqua per macinare
il grano, per produrre la farina. E c'è stato un proprietario di un mulino che è perfettamente in funzione, perfettamente, eh, diciamo così, pronto all'uso, che ci ha fatto il piacere e la cortesia di aprire il suo mulino e portare le persone che vengono da fuori a visitare questo mulino. È tutto un insieme nel paese che, quando si lavora tutti assieme, si ottiene molto di più. È una comunità che produce bellezza, lo fa non Sì. solo nel periodo del carnevale, ma come diceva Andrea, in tanti contesti. Per non parlare poi di quel ballo che produce davvero un fascino, che ritrova la forza di diverse associazioni che poi si muovono per valorizzare sempre il paese di Samugheo. Andrea, aiutami però ad entrare ancora nel racconto, non solo Mammuzzone, non solo Surzu, Sfumadore, ma anche la figura di Minchilleo, che negli ultimi anni sta incuriosendo un po' La tutti. figura di Minchilleo è una figura molto molto antica, perché è una figura molto antica e soprattutto è una delle maschere più importanti di Samugheo. Non per togliere nulla e niente a nessuno, però Minchilleo, quando si parla proprio della maschera di Minchilleo, era una maschera che iniziava la domenica mattina presto, andava in giro per il paese, di solito era accompagnata da 8-10 persone che stavano a terra, si facevano il giro del paese. Minchilleo, una volta che era salito sulla sua carretta, non doveva più scendere, sino a tarda sera, proprio sino a quando c'erano spenti gli ultimi luci della festa, diciamo. Saliva su questa carretta, dietro la carretta aveva una botte di vino e si andava in giro per le case di Samugheo. Tutti lo aspettavano a Minchilleo, perché sapevano che Minchilleo era una persona, diciamo così, molto giocosa, molto simpatica. Allora Minchilleo era interpretato da una persona che aveva una facilità con il linguaggio e con la dialettica da saper parlare e cantare soprattutto. Ma veniva in proprio Italia. scelto? Sì, veniva proprio scelto, ci voleva proprio la persona adatta. Minchilleo era uno che, ripeto, sapeva, diciamo così, dialogare molto in poesia, diciamo così, sapeva tirare fuori strofe, sapeva tirare fuori ottavi oppure duine, ed era uno pratico di queste cose. Quando giravano nelle case, tutti preparavano la bottiglia del vino. Quando passavano di fronte alla casa c'erano chi accompagnava Minchilleo, che bussava alla porta, il padrone di casa usciva, la bottiglia del vino in mano. Il primo ad assaggiare il vino doveva essere Minchilleo. Quindi lui assaggiava il vino. Quando aveva finito di assaggiare il vino, la prima cosa che faceva era pronta subito l'ottava per il proprietario di quel vino, per il padrone di casa, che poteva essere un'ottava, diciamo così, di Ringraziamento? non, più che altro un'ottava di un complimento per il vino, oppure un disprezzo per il vino, a seconda della qualità del Quindi vino. poteva osare. Poteva osare. Allora, quando si cantava in poesia, allora l'offesa fatta in poesia non contava, anche se era un pochino pesantuccio quello che ti dicevo, però non faceva testo, perché era una cosa fatta in modo scherzoso, in modo da divertimento. Una volta che Minchilleo faceva l'ottava, allora si offriva da bere agli altri, il restante del vino andava a finire nella botte. E questo, attenzione, tutto la mattina, tutto il pomeriggio andavano così per il paese. La Come si sera, arrivava a tarda sera poi? allora la sera si arrivava che si era abbastanza alticci. Quando si arrivava in mezzo alla piazza dei balli, Minchilleo, sempre dal pulpito della sua carretta, perché non poteva scendere neanche per mangiare, iniziavano a cantare i goccios. Minchilleo cantava i goccios. I goccios erano quelli, praticamente tutto quello che era successo durante la mattinata, lui lo riepilogava al suo momento dei goccios. Quelli che erano a terra rispondevano. Quando finivano i goccios, la botte di vino che aveva dietro si utilizzava per offrire da bere a tutti, perché allora c'erano i balli con la fisarmonica, la gente restava tutta nella piazza e Minchilleo era lì in piedi con la sua carretta, che ogni tanto si fermava e buttava giù quell'ottava. Ed è una maschera molto molto importante per il paese di Samugheo. Perché ne stiamo parlando al passato? Perché oggi c'è Minchilleo, esiste, però diciamo è stato un pochino trasformato da come diciamo l'abbiamo conosciuto e da come l'abbiamo visto, un po' perché i giovani hanno perso il modo, diciamo così, di esprimersi in poesia, di esprimersi, e quindi non è facile
diciamo così, mettere in atto la vera e propria maschera di Minchileo. Quello che mi piace di più dei ragazzi di Minchileo è che sono diventati un grandissimo gruppo, tutti partecipano e a modo loro fanno la festa, fanno il gol, però un pochino la maschera di Minchileo si è persa, cosa che invece è diversa su Dragagorgios. Su Dragagorgios, diciamo, è stata una delle maschere che hanno accompagnato la maggior parte dei carnevali, però era una di quelle maschere che non partecipavano in mezzo alla gente. Infatti si chiama Sudragagorgios proprio perché era una maschera solitaria. Era questa persona che si vestiva di nero con l'orbace, col suo gabbano, usciva in giro la notte con questo cuoio di mucca o di vitello grosso. Soprattutto la mettevano a seccare per fare il rumore, doveva fare rumore. Tant'è che molte volte gli mettevano dei bastoni, no? In modo che quando passasse nel selciato dell'estate il rimbalzare fungesse come da tamburo. E allora si diceva, passando su Dragagorgios, chissà che andava alle aree non testa. E voleva dire, chissà, sta passando su Dragagorgios, chissà chi porta via. Perché nell'immaginario d'allora e nelle credenze di allora, su Dragagorgios era uno di quelli che portavano via le anime. Soprattutto quelle che il giorno di carnevale, diciamo così, uscivano dagli schemi. Ed era sempre una maschera solitaria, non passava mai in mezzo alle persone, mai, stava sempre in disparte. Girava soprattutto nei vicoli, si faceva vedere al momento dei balli, passando magari da un vicolo all'altro, oppure attraversando sulla strada, però era una maschera, diciamo, molto solitaria, ecco, come cosa. Adesso invece la portiamo in sfilata proprio per far vedere e farla conoscere, perché ripeto, è una maschera molto importante anche su Dragagorgios, perché fa parte della nostra cultura del carnevale, fa parte del nostro bagaglio storico, e ce ne sono anche tante altre, come Maschera de Zapullina, quelle che vediamo interpretate soprattutto durante la sfilata, quelle maschere che vediamo che interpretano magari le massaie che fanno il pane, oppure che interpretano gli uomini che fanno la vendemmia. Diciamo, sono quelle maschere spontanee che vengono costruite lì da un momento all'altro e si chiama Maschera de Zapullina. E questo è il carnevale di San Mugheo, la tradizione che incontra il racconto ricco, sì, di fascino, di mistero, ma soprattutto della forza appunto di questa comunità. Andrea, il nostro tempo è finito, io voglio rubare solo un secondo per ringraziarvi, perché quando Sardegna Live nasceva voi ci avete dato la possibilità di portare le nostre telecamere in quella manifestazione che davvero richiama ogni anno migliaia di turisti, di visitatori, e da lì è iniziato anche il nostro percorso. Noi ci saremo ancora una volta, noi vi diciamo grazie con un abbraccio ovviamente che si estende a tutti i componenti di questa associazione e vi facciamo davvero i nostri migliori complimenti. Grazie mille ad Andrea Macis. Grazie. Grazie.